esploratori, questa serie di video ci farà vedere la collaborazione di 3 gruppi di YouTube: Isotta Rap Riflessioni sulle entità paranormali, Esoteric Whisper of Gaia e ultimo ma non ultimo ED Esploratori dell'incredibile. Abbiamo passato una bellissima giornata insieme, esplorando, scherzando, ridendo e nei momenti topici seriamente esaminando posti interessanti. Quindi vi faremo vedere il nostro stare insieme e le esplorazioni che abbiamo svolto. Buona visione! Hola esploratori, siamo qui a Pinzano con la Isotta Isabella, però del canale Isotta Rap, riflessioni sulle entità paranormali. Ah, ecco, guarda, neanche ti prendevo bene, perfetto. Ok, poi abbiamo qui la Daniela. Ciao anime belle, che con Lina siamo socie del Esoteric Whisper of Gaia. Praticamente in una volta ci sono e praticamente in una volta, non so se riusciamo a prenderci tutte. Forse sì. Lo si potrebbe rifare? No, non importa, assolutamente. è bello così, noi siamo abituati a non provare niente, difatti appunto, poi ridiamo. E praticamente in pratica siamo 3 canali insieme stasera. Sì. Stamattina. Stamattina. Quindi adesso andiamo. L'importante è non finire dentro un canale, però, No, no. Ovvio. Per cui adesso andiamo al bunker di Pinzano. Poi, siccome è una collina, è fatta in 3 strati, ci sono 3 siti da vedere e li vedremo tutti e 3. Ok? A dopo. Qua c'è il castello e qua c'è l'entrata per il bunker. Interessante, dai. Qua ho fatto una sessione e ho trovato qualcosina, non grandi cose, ma che penso che fosse stato, sai, quelli dove come si chiamano quei posti dove di controllo? Un posto di controllo, perché è piccolo, se tu lo vedi. Sì, non è. E qua dentro abbiamo fatto una sessione, io ero appoggiata lì su quello lì. Senti? No, non mi piace. E infatti. Non mi piace questo posto. Tu dovevi vedere Non ha una l'altro. bella sensazione. No. 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 No, mi ha fatto. No. Qua non so cosa c'era. C'è una finestra comunque, no, non ho idea. No, neanche a me, mi dava una sensazione. No. Però non ho neanche sentito tanto, cioè nel senso con la spirit dai, box. quella cosa che ti box. stagna. Sì. È quella cosa che ti stagna, per cui non è mai. Cioè. So ben io. Sì, ho poi capito. magari a Cosa. parole faccio fatica a dire cosa sento, ma. Non mi piace. Non ho sentito niente. Io sono la classica turista che vado dentro Ma non è dappertutto vero. e non mi succede niente proprio perché non mi accorgo di nulla. Adesso vedremo. Ecco qua sono i bunker. Vedi, è così come l'ho trovato Quella io. sera della telefonata. Ero qua, quando vi ho Esatto. telefonato ero qua. Esatto. Sei riuscita a prendere la linea tra l'altro? Sì, allora, per capirsi, questo sito è diviso a 3 livelli. Sì. Questo sono i bunker sotto che poi sono chiusi. Si va su di qua, si arriva alla polveriera, che io non sapevo che era la polveriera, l'ho scoperto dopo. E infatti mentre facciamo la sessione, che io dico ma qua cosa, mi arriva un lampo, gli faccio ma questo qui tenevate le armi? E hanno confermato. Quindi c'è questa parte qui che ha un cammino che porta ulteriormente sopra, dove c'è il piazzale dove praticamente sparavano coi cannoni, con le mitraglie e facevano passare le armi attraverso questo canale. Però ho fatto la cavolata che lì non ho fatto la sessione, che lì sicuramente è morta gente e andava fatta la sessione. Ok, andiamo nel bunker. Non vi aspettate niente di grande perché è piccolissimo. Non importa la grandezza, cioè dimensione. Allora aspetta, prima di entrare, perché dentro è buio, prendo le attrezzature che mi servono. E tanto buio, serve la torcia? Sì.
Poi il resto lo facciamo dentro. Yes. Ok. Tieni la Grazie. piletta, posto? Ok, quando siete tutti a posto, Sì. andiamo. Preso tutto? Guarda, l'attrezzatura. Wow, l'attrezzatura proprio da... Proprio tutte le attrezzature. Guarda che robe! Wow! Hai visto che roba? Roba sofisticata. Andiamo. Allora, occhio ai Sì, piedi qua perché si ci scivola, sono, a parte lo scivolo, ma ci sono sassi dentro. Allora, non so chi li ha buttata giù, io l'ho lasciato com'era perché non mi sono permessa di toccare niente. andare a toccare. Lascia com'è. Ci sono tavoli, ci sono delle cose che non so se... anche le bottiglie, non so se le hanno portate i ragazzi. Ma sicuramente. Cosa c'è? Vedi, c'è il passaggio di. Non ti trovi? Cosa? Non so. Ma ha la luce comunque in testa, non ti basta? No, sta cercando forse qualche attrezzatura. Ok. Ok. Occhio ai sassi per terra, eh. Sì, sono pietrone qua. Sì. Ma qua sono robe state portate. Allora, qua tu vedi, qua di solito c'era anche un pipistrello appeso da qualche parte, non lo vedo più. Ce ne sono diversi dentro. Non permesso. Permesso, Messo. che dovevo dirlo prima, ma non importa. Allora, qua c'è questa stanza che secondo me qui curavano i feriti perché ho trovato tantissime donne e qua vanno avanti i tunnel. Però a un certo punto il tunnel... Vieni. Si può. E intanto entriamo qua, permesso. poi andiamo a vedere, ma il tunnel poi è stroncato, non si riesce più ad andare dentro. Secondo me qui curavano i feriti, sicuramente, secondo me. Hanno provato a bucare, se vedete, per vedere se oltre a questa stanza c'era altro, ma non c'è nulla. Almeno dove hanno fatto i buchi loro non c'è nulla. Io non vorrei dire, ma secondo me da quelle parti qualcosa c'è, però l'istinto mi dice che se uno rompe lì qualcosa c'è. Questi sono, penso, secondo me sono pezzi Sono di pezzi roba di antica, armi, sì. Di armi, sì. Che trasportavano questo, vedi? Sì, sì, non so, o portava cannoni o non so. Tenta di farti vedere. Qua ci sono delle lastre. E qua dentro lui continuava, la voce continuava a dire Qua c'è bisogna la andare pressione. su e giù. Senti se non senti la pressione sulla testa qua. Questo punto qua. Questo è molto verso qua quando facevi la sessione. Com'è? Eri molto verso qua quando facevi la sessione. No, verso qua, dove sono io adesso. Avevo appoggiato l'attrezzatura su quella ruota lì che c'è per terra. Per registrare tu adesso, no? Sì, ho preso qualcosa. Che c'è una bella pressione qua. Qua è l'altra parte. Buongiorno a tutti, scusate se siamo arrivati. Sì. Vedi qua ci sono altri cose che penso che siano o tubi di... E quello che mi perplime è che della porta di là c'è come un motore, è come se comunque hanno chiuso i tunnel ma qualcosa è rimasto, come nel senso che forse la stanno usando per qualcos'altro l'altra parte che è chiusa. Stavo accettando. Dimmi, no. Qua vedi ci sono tutte queste attrezzature, questi ferri vecchi che non ho idea di cosa servissero. E secondo me qui ci tenevano una specie di... Presti solo la piletta. Certo, vai. Io adesso metterei anche questo che ho messo l'altro giorno. Vi abbiamo portato un dono, un piccolo Babbo Natale San Nicolò per noi cristini. Io sono di Trieste. E lo lasciamo qua. Facciamo un bel Natale anche voi. Allora, io ho portato... Sì, guarda. Ecco, là guarda, è proprio... è carino, giusto. sì. Ma che bello, Grazie, così ma passate io il so- Natale anche voi, Sono piena di brividi, ragazzi. Ma perché qua ce n'è tanto. Allora, io occhio, no, non farti male. Allora, io metterei, faccio come ho fatto l'altra volta, metto questo qua così puntato verso di là. Mi tieni la telecamera per cortesia che prendo il rimanente, prenderei lo spirit box. E vorrei fare quello che abbiamo fatto a casa, cioè col fumo, ho portato via l'incenso e il...
io ho il palo santo dietro, l'acqua florida se volete. Scusatemi, io non No, vedo. No, Scusatemi. adesso lo spostiamo perché Scusatemi, io non voglio maltrattare la vostra roba, però sono... noi non siamo spiriti, ci ammazziamo. Esatto. Allora, questo lo useremo dopo. Madonna. Ti è arrivata la pressione. Sì, però con calma per favore, siamo qua per voi, siamo venuti qua per parlare con voi, io sono già stata qui, però non fateci nulla, non prendete l'energia da noi, prendetela casomai dalla strumentazione, ok? Mettiamo il centro per fare una sessione di metavisione. Cos'è la metavisione? La metavisione è riprendere le forme del fumo in cui voi vi potete Materializzare. palesare, materializzare. Quindi non è una cosa di purificazione, ma è anche se lo fosse a Ma voi lo fa anche da purificazione, esatto. quindi non lo prendete come un qualcosa di negativo verso di voi o per farvi andare via di qua, è per vedervi meglio. Allora vediamo se si vede il fumo. È poco, però... Ma a parte che è appena iniziato. Diciamo che forse devi stare vicino così e... No, ma c'è. Io ti dico, io mi sono spaventata quel giorno lì perché sentivo passi dietro di me, ero da sola. No, ma quello per il momento no, ma mi è cambiata la temperatura terribilmente. Potete palesarvi dentro. Daniela, mi fai una cortesia? Sì. Non so dove l'ho messo, prova a vedere dove ho messo l'incenso. In parte la tua borsa, mi pare, nel sacchetto in parte. Qua? Sì, e metti un altro po' di granuli. Ah, ecco. Ecco, brava. Chi che si è avvicinata? Tu hai dato la giusta. Guarda che benò. Mamma mia. No. E sei nella giusta per far vedere il fumo. Fermati lì. Ferma lì, non ti muovere che dai giusto l'ombra. Come si dice? La giusta luce per far vedere il fumo. Perfetto, guarda. Palesatevi per favore nel fumo che viene qua. Fatevi vedere nel fumo. Posso tenerlo fuori così perché si ribalta, se no... Cambia posizione, rimettiti come prima. Ecco, brava. Palesatevi nel fumo. Per favore, fatevi vedere. E raccontateci la vostra storia qui, fate vedere le armi, i vostri visi, se eravate donne, uomini, fateci vedere chi siete. Se ci sono, se si è aperto un portale come l'altra volta, un portale delle stelle come l'altra volta in cui ho parlato anche con gente che veniva dallo spazio. Fate vedere le vostre forme qui. Parlate anche nella telecamera, fate un EVP.
Perfetto. Riprendi con la... Lo vedo da qua. Io non ho neanche preso i miei, porca la miseria. È dentro nella... Perché tanto vedere i brividi ci sono, per cui c'è... Guarda, ci sono. No, adesso non posso muovermi perché sto prendendo il fumo e quindi finché non va tutto l'incenso. No, ma sarà non c'è di là. Devi stare distante però. Sì, No, sì, devi stare distante. Ma il cellulare l'hai messo in modalità aerea? No. Sì, non devi avere attrezzature vicine. E allora non prenderlo per buono quello lì. No, prendo per buono. Perché no? Non può essere, tra l'altro neanche io l'ho messo, dopo lo mettiamo e da quel momento in poi prendiamo per buono il K2. Riesci a vedere il fumo? Io? Sì. Sì. Perfetto. Sì, si riprende di qua e di là, vediamo cosa. Di solito dice il mio amico Magari riprendendo che va messo con più telecamere è meglio. Comunque vedo tanto, Sì. si vede molte forme che Sì. vanno e anche Poi tante sai, spirali di energia. Devi sempre comunque rivederlo poi piano piano. Eh beh, una volta chiaro. che lo rivedi ti vengono. Le immagini un po' esatte, questo sì. Magari verissimo anche registrate dei suoni, EVP. delle cose, degli EVP che magari non siamo in grado di percepire in questo momento, sarebbe il massimo. L'ideale. Questo è il mio stomaco, non sono voci strane. Ragazzi, guarda che io sono formate sto vedendo di quelle delle cose cose particolari. vero? Occhio, No, sì, no, mi è non ti arrivata girare, un attimo, Isotta. mi è arrivato un attimo una forma molto strana, Sì, però più di una. sì, però chiaro che poi È da vedere quando siamo in esame. esatto. Anche adesso ho fatto Adesso proviamo a fare adesso proviamo a fare delle domande e voi mi rispondete per cortesia, noi facciamo silenzio e voi mi rispondete in EVP per cortesia. Mi dite chi siete?
Quanti anni avete? Siete morti qui? Io adesso utilizzerò non la Spirit Box perché fa tanto rumore, vorrei provare quello strumento, quella applicazione che ho usato l'altra volta, che ho avuto più riscontri. A voi va bene se uso l'EcoVox? Fate un rumore, fatemi sentire. Date un colpo. Hai sentito? Tu Isotta? No? E allora c'è È un sentito che c'era un ticchettio? ticchettio, non era proprio un No, colpo, no, era un tic. ma lo riteniamo come... Boh, non lo riteniamo. Rifai la domanda. Allora, ripeto, fate un colpo se vi va bene che io utilizzo l'EcoVox. Cioè ragazzi, io non so Sento cosa... un ticchettio, No, no. sento quel rumore. Io non ho sentito un ticchettio, ho sentito proprio come dei Io- passi, sinceramente. Per di là. Arrivano No, no. sempre per di là la mia sinistra. Per di là. E di là dove c'è... Muovermi? Com'è? Adesso ti puoi muovere, sì, perché Sì, tanto perché ormai... vorrei andare in alto. Però hai sentito per di là, è la seconda volta. Non so. Io adesso prendo Però, il cellulare, ascolta, metto in noi, modalità... con tutto il rispetto, proviamo magari a... Scusate se vi acceco, però io senza luce non vedo, quindi mi dovete perdonare. Se quello che vedo siete voi, siete bellissimi. Nell'incenso. Perché adesso è tutta la Vedi stanza queste piena di immagini, incenso. guarda che roba, guarda che spirali, cioè è pazzesco. Sì, cioè, Sì, è meraviglioso. Aspetta, vedi? che vengo di là perché a Vedi me che mi prendi così, abbaglia... è bellissimo. Sì, l'effetto con il Oh, ragazzi, sono laser. piena di brividi, io non so. Ma no, ma ci sono, ci Lì, sono. Io ti dico, quando sono venuta si qua... sente benissimo, sì. Ah, Proprio forte, forte. oh, adesso accendo... Ah, forse ho visto un orbo. Ma dai, benissimo, brava. Non lo so. Io ho visto una forma particolare che è venuta fuori sul muro, ma non lo so. No, guarda che siamo anche noi, è in verde, se è roba verde. No, no, roba verde. Ah, ok. Non so, vedremo quando siamo a casa. Fatevi sentire che poi noi analizziamo a casa, È tutto da vedere dopo, perché sai, anche perché stiamo riprendendo da 3 punti, no? Mhm. Diversi. Allora, metto in modalità aerea, che comunque qui non serve neanche perché non abbiamo campo, ve lo dico, però proprio per